Buonasera a tutti, questa sera ad Ariano Polesine continua il nostro tour per l'informazione e formazione a tutti i cittadini sul nuovo modello per quanto riguarda la raccolta differenziata, che deve essere una raccolta differenziata di qualità, perché abbiamo obiettivi ambiziosi all'interno del bacino, quindi il Consiglio di Bacino e la Regione Veneto ci ha dato degli obiettivi strategici per raggiungere almeno l'80% di raccolta differenziata su tutta la provincia di Rovigo. Questa sera informeremo i cittadini ovviamente di quest'area del Basso Polesine, perché arriveremo al 1° gennaio 2024 per quanto riguarda la tariffa puntuale anche su questo territorio, quindi c'è un percorso di avvicinamento alle comportamenti, della consapevolezza dei comportamenti da parte dei cittadini, e sono sicuro che l'attenzione all'ambiente e in particolare ai comportamenti di ciascuno di noi ogni giorno porteranno a risultati importanti per il territorio, per i cittadini e soprattutto per l'ambiente. Per quanto riguarda la tariffa puntuale, sarà a regime dal 1° gennaio 2024 su tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo. Le regole sono stabilite dal Consiglio di Bacino e saranno uguali per tutti quanti, quindi la tariffa sarà unica su tutto il territorio. I comportamenti ovviamente in termini di performance di raccolta differenziata misurano quelle percentuali che ho detto prima, perché più si raccoglie in maniera di qualità di raccolta differenziata, migliori sono le performance ambientali e anche economiche. Buonasera, i cittadini di Ariano si dovranno aspettare un po' di capire, di comprendere, perché questo nuovo sistema sarà sicuramente una rivoluzione a cui non sono preparati, dei quali hanno timore un po', delle difficoltà magari anche gestionali nella gestione dell'app, nella modalità proprio di gestione della diversità, però credo è un'occasione per iniziare veramente una modalità diversa di gestione del rifiuto e di tutela dell'ambiente. Vanno preparati, quindi questo è un primo incontro e spero appunto ce ne saranno delle altre, perché sono veramente delle occasioni nelle quali i cittadini, man mano che hanno il dubbio sulla modalità nuova di raccolta, hanno l'opportunità di poter chiarire i loro dubbi e fare poi dopo la raccolta in maniera corretta come dovrà essere fatta.